Al Palapanzini di Giovinazzo arriva il Soverato, invischiato nella lotta nei bassi fondi della classifica. Dall'altra un Giovinazzo a vele spiegate in direzione playoff e reduce da 4 risultati utili consecutivi. Un buon pomeriggio da Stefano Semerano, voce dell'incontro tra Defender Giovinazzo Soverato Futsal, valevole per la 18ª giornata del campionato di Serie A2 Elite Girone B, quinta di ritorno. Una sfida che mette in palio punti pesantissimi. I padroni di casa arrivano a questo appuntamento con il vento in poppa. 4 risultati utili consecutivi, frutto di 3 vittorie e un pareggio. E una classifica che sorride. Il Giovinazzo è quinto con 32 punti, pienamente in zona playoff, e vuole sfruttare il frattore campo per continuare la propria corsa verso la post-season. Dall'altra parte c'è un Soverato chiamato a reagire. I calabresi sono invischiati nelle sabbie mobili della zona playout, reduci da 5 sconfitte consecutive, e occupano la 12ª posizione con 15 punti in un campionato che non fa sconti a nessuno. Serve una scossa, serve una prestazione di carattere per i biancorossi. Nel frattempo che avviene il saluto delle due squadre, approfittiamo per leggere le due formazioni. Giovinazzo si presenta con l'assenza per squalifica di Palumbo alla corte di mister Menini. Di Capua, Rotunno, Piscitelli, Fanfulla, Di Fonso, Cutrignelli, Di Benedetto, Marolla, Greco, Tanche, Divanei, Lanotte. Per quanto riguarda il Soverato, che si presenta con l'assenza per squalifica di Ronaldo, giocatore probabilmente più importante del roster socaratese, e alla corte di mister Loprieno abbiamo De Luca, Cannistra, Minella, Gustavigno, Abate, Pestic, Pisano, Pileggi, Pronesti, Loprieno, Sia, Lombardo. Andiamo a dare un'occhiata anche agli arbitri. Il primo arbitro Alberto Nesti della sezione di Pescara, secondo arbitro Rosario Angelo Fagliella della sezione di Castellammare di Stabia, cronometrista Amedeo La Calamita della sezione di Bari. Andiamo a dare un'occhiata anche al quintetto iniziale, gli starting five. Per quanto riguarda il Soverato, troviamo in porta tra i pali De Luca, Pestic, Pronesti, poi ancora Gustavigno e Abate. Dall'altra parte per il Giovinazzo tra i pali Di Capua, Di Fonso, Marolla, Fanfulla e Divanei. Tutto pronto per l'inizio della 18ª giornata tra Giovinazzo e Soverato. Sulla palla c'è Fanfulla. All'andata in quelli di Soverato conclusesi 4-4, un pareggio che ha avuto tra i suoi protagonisti Ronaldo e Di Benedetto, entrambi con una doppietta per le rispettive squadre. Ad oggi Soverato nei bassi fondi, come dicevamo appunto, la classifica, deve far punti per risalire, alla luce anche del risultato visto ieri a sorpresa dell'Italpol, vincente contro la prima in classifica, il Benevento, per 3-2. E si parte. Giovinazzo, Soverato e Marolla a giostrare la sfera. Sulla banda destra per Divanei, cerca subito una verticalizzazione, palla finisce tra le mani di De Luca. E Abate che è pressato in doppia marcatura, recupera palla il Giovinazzo. Divanei dietro per Marolla, ancora Divanei, poggia sulla banda destra, centralmente ancora per Fanfulla, prova la conclusione, murato da Pestic. Sarà Di Fonso ad apprestarsi alla battuta, serve Divanei dietro, Divanei suolata, prova il mancino, respinta da parte di De Luca, palla ancora in possesso Giovinazzo, riesce a liberarsi benissimo Marolla, ma la conclusione ancora respinta da De Luca. Primi secondi con Giovinazzo subito in transizione offensiva e Marolla a riprendere il possesso per la propria squadra. Poggia per il vicino Divanei, prova a portarsi con la sola il pallone in avanti, ma murato ancora da Pestic. Divanei ancora.
dietro per Marolla che prova la conclusione, rischio per De Luca ma deviazione provvidenziale da parte di Abate. Primo corner, palla alta su Divanei che calcia al volo, De Luca respinge, poi ancora Fanfulla a ribadire in rete ed è 1-0 Giovinazzo dopo appena un minuto di gioco. Ed è Fanfulla a sbloccarla per il suo sesto gol in campionato. Ed è già 1-0 Giovinazzo, non fa sconti. E il Giovinazzo riparte. Il Soverato pressato Pestic da Marolla. Possesso Soverato che prova ad uscire dalla propria area. Prova un lancio lì dove non c'è nessuno. Pronesti recupera quindi Di Capua che fa ripartire i suoi, dando la palla a Divanei in fase di impostazione. Prova a servire in ottima verticalizzazione. Intervento da parte di Abate di testa. De Luca appoggia per il proprio compagno. Pestic pressato benissimo da Marolla che non gli dà spazio. Pestic cerca una soluzione, la trova in Gustavigno che serve in avanti De Luca che però perde il pallone. Recuperato benissimo da Fanfulla che poi torna dietro su Marolla. Ancora Divanei sulla destra per Di Fonso, prova al centro a cercare ancora una volta Marolla ma De Luca provvidenziale. Gustavigno, Pestic ha un po' di spazio, guadagna qualche metro, cerca qualche compagno, alza la testa, riesce a servire Abate, perfettamente contrastato da Divanei che recupera la sfera, tunnel da parte di Divanei, grande giocata la sua. Mette calma Marolla che mantiene il possesso, torna dietro su Divanei che scambia ancora con Marolla e spalle nella porta e quindi è costretto andare a muro con Di Fonso. Fanfulla pressato da Pestic, si lotta, raddoppio di marcatura da parte di Gustavigno, recupera per un attimo il possesso ma poi ancora Giovinazzo. Divanei questa volta sulla banda destra, cerca la verticalizzazione, ben appostato il numero 7 Pronesti. Pestic riesce a servire Pronesti, avanti a sé Abate e triangola e chiude benissimo per Pronesti che prova la conclusione che finisce abbondantemente al lato alla sinistra di Di Capua. Prima occasione per il Soverato che si affaccia dalle parti di Di Capua senza impensierire troppo. E Marolla davanti a sé Gustavigno. Marolla banda apposta per Di Fonso, si allarga troppo Di Fonso e la sfera finisce fuori. Sarà il Soverato a ripartire sempre con Pestic. Trascorsi i primi 3 minuti e 20 secondi, 1-0 Giovinazzo, il gol di Fanfulla dopo un minuto a sbloccare la partita. Pestic serve Abate a qualche metro a disposizione, avanza Abate, punta Di Fonso che interviene benissimo in scivolata e parte la transizione offensiva da parte di Fonso, doppio passo Di Fonso ancora non riesce a contrastare su De Luca e recupera il Soverato. Gustavigno, Abate, Pestic in fase di impostazione, scarica su Gustavigno, vede centralmente Abate, ottima verticalizzazione, Abate a tu per tu con Di Capua che si distende, Abate si allarga troppo la sfera e calcia esternamente. Ancora un'occasione per il Soverato, si è fatta sorprendere la difesa del Giovinazzo. In campo Tacche Di Benedetto e Cutrignelli, cambia tutto mister Menini. Divanei sbaglia, non riesce a servire Cutrignelli e quindi ancora Abate ma recupera benissimo palla Cutrignelli che serve Tacche dietro per Divanei. Suola dalla parte di Divanei, guarda davanti a sé Tacche, riesce ancora a servire Divanei chiudendo la triangolazione, un sinistro che lambisce la traversa. Ottima conclusione da parte di Divanei che poi lascia il campo per Piscitelli.
occasione per il Giovinazzo. Ottima giocata per un attimo da parte di Pronesti, ma recupera palla Di Benedetto che prova anche lui la conclusione. Alta, seguita con lo sguardo da parte di De Luca. Bene, con un pressing alto il Giovinazzo a schiacciare il Soverato, e Pestic che pressata proprio da Di Benedetto, ma che è costretto a far fallo. Primo fallo della gara commesso dal Giovinazzo. Pestic che fa ripartire i suoi, servendo dietro Gustavigno. Ancora Pestic, pressato sempre da Di Benedetto. Palla che però termina fuori dal parquet. Di Benedetto chiama lo schema, si appresta a battere, alza tutto, cercare Di Vanei, anticipato da Pronesti. Cutrinielli chiede la posizione prima della battuta. Appoggia vicino per Di Vanei che prova il destro sul secondo palo, era appostato Tanche, ma provvidenziale Pestic a deviare in corner. Sarà ancora una volta Cutrinielli ad apprestarsi alla battuta. Chiama lo schema. Tanche e Di Benedetto si avvicinano all'area di rigore ed è proprio Tanche a battere di prima. Palla che finisce alla sinistra di De Luca. Trascorsi quasi 5 minuti della prima frazione di gioco. Risultato sempre sull'1-0. Prova il lancio lungo, manca la sfera Piscitelli, ma a vantaggio del proprio estremo di Capua. Ancora Piscitelli, guadagna qualche metro, scarica su Cutrinielli. Banda opposta su Di Benedetto, ancora Tanche su Olata a cercare per un attimo Cutrinielli. Intervento da parte di Gustavigno a interrompere le trame di gioco del Giovinazzo. Gustavigno riparte da Pronesti, dietro per De Luca, cerca la verticalizzazione che riesce benissimo per Pronesti a qualche metro, ma poi raddoppio di marcatura di Cutrinielli, quindi riparte il Soverato e Pestic cerca una soluzione, scarica dietro per Pronesti, cerca una verticalizzazione impossibile da raggiungere però la sfera per il proprio compagno. Ancora Piscitelli cerca verticalizzazione su Tanche, capisce tutto Gustavigno. Pestic costretto sul pressing da parte di Benedetto, che guadagna un'ottima rimessa laterale in fase offensiva. Di Benedetto prova a servire sul secondo Piscitelli, respinge ancora Pestic, prova la conclusione Tanche, bolide che finisce alto e non impensierisce De Luca. Prova a ripartire Gustavigno con un lancio che colpisce però Tanche, sarà ancora rimessa dal fondo, sfera tra le mani di De Luca. Serve Pestic, davanti a sé ancora Di Benedetto che lo ferma nuovamente. Pestic, De Luca, guadagna qualche metro De Luca, poi serve benissimo Gustavigno che cerca di accentrarsi, intervento in copertura da parte di Tanche che facilita Piscitelli, poi pressing ancora da parte di Gustavigno. Tanche è in difficoltà nel raddoppio da parte anche di Pileggi. Piscitelli in fase di impostazione, guadagna qualche metro, poi serve Di Benedetto che stoppa e cambia banda su Cutrinielli. Ancora Di Benedetto in fase centrale, Tanche, ottimo il tacchetto per Di Benedetto, la conclusione e la rete da parte di Di Benedetto. Azione meravigliosa con Tanche che ha liberato con uno stupendo colpo di tacco il proprio compagno, che ha piazzato alla destra di De Luca un radente all'angolino, ed è 2-0 Giovinazzo. Tredicesima rete in campionato per Di Benedetto e 2-0 Giovinazzo. Ancora lui Di Benedetto sulla banda sinistra, prova la conclusione, De Luca si fa trovare pronto, ma ancora possesso Giovinazzo, non aggancia bene Piscitelli, ma riesce comunque a servire il proprio compagno Cutrinielli. E Di Capua
Adesso in possesso, serve il numero 8 Piscitelli, scarica sulla banda destra per Cutrinielli che trova ancora Tanche, finta il tacco questa volta Tanche, riesce a girarsi davanti alla porta, finta il tiro, ci prova poi successivamente, ma Pestic ben appostato a deviare in corner. 7 minuti e 10 secondi trascorsi, 2-0 Giovinazzo. Fanfulla e Di Benedetto finora provvidenziali. Ancora Tanche, questa volta calcia non benissimo. Decide subito il cambio portiere con Lombardo tra i pali al posto di De Luca, il Soverato, ma ancora Cutrinielli che serve Tanche, che facilmente deposita in rete per il 3-0 Giovinazzo. Tutto facile finora per i biancoverdi. Tanche ribadisce su assist di Cutrinielli in rete. Soverato che non riesce a reagire e a trovare il bandolo della Matassa. Pestic ancora pressato e poi ancora Di Benedetto. Questa volta si oppone Lombardo alla sua conclusione. Di Benedetto batte subito il corner. Tanche prova a girarla in rete. Palla troppo alta. In campo anche cannistra per il Soverato. Prova Gustavigno a saltare Di Benedetto. Non trova spazio con i propri compagni. Poi cerca una verticalizzazione su cannistra, ma interviene Di Benedetto a interrompere il gioco. Pestic riparte dietro da Lombardo. Prova l'anticipo Cutrinielli. Prova un forcing offensivo adesso il Soverato. Gustavigno pressato da Tanche che recupera un ottimo pallone. Ancora Tanche davanti a sé Pestic, perde l'attimo, poi prova a servire il compagno ma involontariamente serve invece Gustavigno, chiuso in diagonale da un ottimo intervento da parte di Benedetto. E si riparte con Piscitelli che cerca il lancio lungo su Cutrinielli. Pestic però è sulla traiettoria, recupera la sfera, serve sulla banda sinistra Canistra, ma anticipo perfetto da Piscitelli, 3 contro 2. Piscitelli serve Di Benedetto, prova ad avanzare il destro sul secondo palo, arriva Cutrinielli che facilmente di piatto la poggia in rete per il 4-0 Giovinazzo. Partita a senso unico dopo soli 8 minuti e 30 secondi. 4-0. Time out richiesto dal Soverato. Si ritorna dal time out richiesto dal Soverato, risultato di 4-0 per il Giovinazzo, partita a senso unico fino a questo momento, tranne due piccole incursioni del Soverato. C'è stato davvero poco da parte della squadra calabrese fino a questo momento. Abate intanto a impostare, prova a servire Pestic che involontariamente sul rimpallo mette la palla davanti a Fanfulla che conclude però alto. Lombardo cerca il lancio lungo in anticipo di Vanei. Su contrasto con Di Fonso, il rimpallo favorisce il Giovinazzese che riparte con la banda opposta sul Rotunno. Centralmente ancora per Di Fonso. Fanfulla espara la porta, pressato da Gustavino. Poi ancora possesso Giovinazzo con Rotunno che non serve benissimo di Vanei, ma
che ottimamente difende il proprio possesso. Riparte ancora Divanei, banda sinistra, prova a cambiare gioco dalla parte opposta, non si riesce a intendere con i propri compagni e sfera che finisce fuori. Ripartire il Soverato con Abate che scambia muro con Gustavigno. Abate, ancora Gustavigno, pressato da Fanfulla. Pestic riesce a saltare benissimo Rotunno, a qualche metro di spazio, torna ancora con la sua là dietro, serve il proprio portiere lombardo. Gustavigno, ancora Pestic, pressato da Rotunno. Abate cerca di saltare benissimo Di Fonso, si propone Abate, finta su Fanfulla, prova a centrarsi ma Fanfulla lo ferma con il piede sinistro. Sarà Abate a riprendere il gioco, dietro per Gustavigno, si rifugia sul proprio portiere lombardo. Pestic, ancora Gustavigno sulla banda sinistra. Abate, rotazione, errore da parte di Abate che serve Di Fonso che cerca Rotunno, in anticipo Pestic. Pestic cerca di far respirare un po' la propria squadra e mantiene il possesso. Abate spera la porta, va a muro su di lui. Pestic, ottimo intervento da parte di Divanei che recupera su Cannistra. E Di Fonso in possesso centralmente per Fanfulla che con la sua la serve benissimo. Di Fonso, occasione Giovinazzo mancata, bellissima azione. Fanfulla aveva liberato splendidamente il proprio compagno, ma è stato bravo Lombardo a chiudere lo specchio della porta a Di Fonso. Gustavigno, prestato da Rotunno. Pestic a qualche metro di spazio, non lo sfrutta, preferisce ripartire ancora da dietro su Abate, finora il più vivo dei suoi. Viene colpito involontariamente Abate che si accascia a terra. Pestic si ferma e l'arbitro però a intervenire, a interrompere il gioco. Colpo subito nel basso ventre da Abate. Già trascorsa da qualche secondo la prima frazione, il primo quarto del prima frazione. Risultato, ricordo, 4-0. Assegno Fanfulla, Di Benedetto, Tanche e Cutrignelli. Si riparte con il pallone scodellato da primo arbitro Onesti. E spalle alla porta Cannistra, cerca qualche gioco ma recupera la palla ancora il Giovinazzo, centralmente per Fanfulla. Cannistra riesce a recuperare ancora Abate, prova in velocità ad andare via, si accentra. Rotunno in diagonale, per un attimo aveva recuperato il pallone ma ancora Abate dalla parte opposta e perfettamente Di Fonso sradica la sfera dai piedi di Abate. Divanei prova la verticalizzazione, ottimo lancio per Di Fonso, non ci arriva per pochissimo. Pestic, Gustavigno chiuso fra due, prova con la punta ad alzare la sfera, ancora pressato ma costretto a rifugiarsi in faro laterale perdendo il possesso di gioco. Sarà Rotunno a riprendere sulla banda sinistra, serve dietro per Divanei, finta il tiro, si porta avanti la sfera, il sinistro di Divanei chirurgico all'angolino ed è 5-0. Giovinazzo sul taccuino anche Divanei. Sesto gol per Divanei in questo campionato. Abate prova a far ripartire i suoi. Fanfulla, ottimo il pressing ma Lombardo riesce a impossessarsi della sfera, a lanciare subito il compagno Cannistra che non aggancia. Rotunno fa ripartire i suoi, scarica su Divanei, banda destra con Di Fonso, si accentra, riesce a servire Fanfulla, strattonato da Pestic, resiste Fanfulla, scambio ravvicinato Divanei, ancora Di Fonso, alza per Fanfulla, prova la conclusione con il mancino, palla al lato. Ottime trame di gioco per il Giovinazzo, tutto facile per ora. Risultato fino a questo momento largo per i giovinazzesi.
Soverato che non riesce a trovare nessuna trama di gioco e quindi riparte ancora Divanei con Difonso, rotunno sulla banda sinistra. Ancora Difonso, Divanei, ottima rotazione da parte del Giovinazzo, poi interviene Cannistra che adesso lascia il campo per Pileggi. Cambia anche per il Giovinazzo. In campo Greco. Marolla, proprio Greco. Divanei di prima torna su Greco. Viene incontro Difonso. Riesce a girarsi Marolla. Divanei pressato da Pileggi, poi suolata la parte di Greco. Difonso non riesce a chiudere il triangolo con Greco. Prova a ripartire il Soverato, Abate a qualche metro davanti a sé. Greco da Abate, prova a saltarlo, raddoppio di Difonso, ancora possesso Soverato, Gustavigno. Torna dietro per Pestic, con il mancino su Gustavigno, pressing ancora alto di Marolla. Pestic tu per tu con Greco, mantiene il possesso, è chiuso il Soverato nella propria area, non riesce ad uscire. Pestic difende la sfera, ma c'è l'errore nel servire Gustavigno dalla parte opposta e quindi in fase di attacco, in transizione offensiva, ci sarà Difonso a battere. Prova la conclusione ancora una volta il Giovinazzo. Si riparte con Gustavigno, Pestic, Pronesti, ancora Gustavigno, Pronesti, guadagna qualche metro, 2 contro 1, cerca la verticalizzazione ma capisce perfettamente tutto Difonso. Ancora poi il sinistro e c'è la rete del 6-0 da parte di Difonso. Finisce anche lui nel taccuino dei marcatori. Ottimo intervento in chiusura sulla transizione offensiva del Soverato provvidenziale, il recupero di palla e poi nel proporsi in avanti. Ben servito, ha trafitto ancora una volta Lombardo. Intanto è Pestic, sempre con pressing alto da parte del Giovinazzo, è costretto a sbarazzarsi della sfera Pronesti per evitare rischi. Si riparte con Di Capua che serve il proprio compagno e Di Benedetto in possesso. Greco, Difonso, verticalizzazione per Di Benedetto, la conclusione e riesce Lombardo a deviare in corner. Ottima sovrapposizione da parte di Di Benedetto, ben pescato da Difonso. Sarà proprio lui ad apprestarsi Di Benedetto alla battuta, alza il pallone su Cutrignelli. Lo stop, guarda la porta, conclusione che lambisce il palo alla destra di Lombardo. Sarà l'estremo soveratese a far ripartire la propria squadra con Pronesti che prova a servire con un tacco il compagno ma c'è l'interdizione da parte di Marolla. Di Benedetto recupera un ottimo pallone, prova il destro, conclusione, respinta da Lombardo, ancora Di Benedetto, ci pensa poi Pestic a chiudere. Ancora un'occasione per il Giovinazzo. Di Benedetto non riesce a trovare la rete. Sarà ancora Di Benedetto a riprendere il gioco. Cutrignelli scarica su Di Benedetto. Greco, banda sinistra con Marolla. Centralmente Greco in fase di impostazione, guarda i propri compagni, sono allineati in fase di attacco e quindi Greco scarica sulla banda destra per Di Benedetto che alza benissimo per Greco, stop di petto e conclusione che non inquadra lo specchio della porta. Lombardo, lancio lungo, Cutrignelli di testa, Abate, stoppa benissimo la sfera, raddoppiato da Di Benedetto e da Cutrignelli, recupera palla il Giovinazzo, transizione offensiva, Marolla, torna indietro su Greco. Cutrignelli, un incontro di Benedetto, riesce a girarsi davanti alla porta ma è chiuso per un attimo dalla difesa soveratese. Ancora Cutrignelli sulla banda sinistra, Di Benedetto,
gioca a muro, poi ancora Di Benedetto, finta il tiro, scarica su Greco, ancora Di Benedetto, Marolla viene incontro, riceve il possesso, ottima suolata da parte di ancora respinta la parte poi di Lombardo, conclusione di Benedetto smorzata, finisce fuori. 4 minuti al termine della prima frazione, prova Pestic a ripartire, si lotta nel traffico, riesce a uscire bene il Soverato con un tocco su Pronesti che riesce a saltare Di Benedetto, ha spazio Pronesti, avanza, poi viene chiuso da Greco, è costretto a tornare indietro e quindi a servire Pestic, cerca di reimpostare Minella, perde però la sfera, ancora Greco, si allarga troppo, Pestic respinge e recupera il possesso, il Soverato che cerca di impostare adesso l'azione. 3 minuti e 28 al termine, Pronesti, Pestic, finta il lancio, pressato da Marolla che per un attimo non sorprende il portiere del Soverato, riuscendo a intervenire con la punta in anticipo ma non trova lo specchio della porta. Gustavigno, Abate, riesce a servire benissimo Gustavigno, poi chiuso da Marolla, Cutrignelli, punta l'ultimo uomo del Soverato ma recupera la difesa ancora del Soverato, c'è un'ottima verticalizzazione per Abate, conclusione, si oppone benissimo Di Capua, occasione Soverato, ottimo Di Capua, risponde presente in campo nonostante non sia stato molto impensierito finora. Cutrignelli riesce a servire al centro Greco ma difficile per lui il controllo, poi butta via Pronesti senza rischi. Rientra in campo Tanche, Cutrignelli chiede la posizione, batte il foro laterale a favore di Benedetto, Piscitelli sulla banda destra, serve Tanche, ottima verticalizzazione per Di Benedetto che di piatto la piazza, bucando ancora una volta Lombardo per il 7-0 Giovinazzo. Doppietta per Di Benedetto. Ottima giocata dalla squadra del Giovinazzo che ha portato quindi a 7 le reti di vantaggio sul Soverato. 2 minuti e 20 secondi al termine. Riparte il capitano Piscitelli, scarica su Cutrignelli, davanti a sé Tanche, viene servito, suolata per Di Benedetto, conclusione rimpallata che mette in difficoltà per un attimo Lombardo che devia poi in corner battuto a favore ancora di Benedetto, bomba da parte sua, ottima risposta anche da parte di Lombardo, una grande coordinazione di Benedetto, ancora calcio d'angolo, servito Tanche, si oppone ancora alla difesa del Soverato, forcing continuo da parte del Giovinazzo, ennesimo corner. Questa volta a battere non sarà più Cutrignelli ma Di Benedetto che chiama uno schema diverso. Di Benedetto prova per Cutrignelli, poi è Tanche, prova con il destro, respinge Pronesti. Tanche batte vicino ancora per Di Benedetto, questa volta non conclude al meglio verso la porta difesa da Lombardo che cerca una soluzione per far ripartire i suoi, lancia lunghissimo, imprendibile per Cannistra. Sfera tra le mani di Capua, Piscitelli guadagna qualche metro, fa avanzare i suoi, poi verticalizza per Tanche, spara la porta, torna dietro per Cutrignelli, centralmente Di Benedetto, ancora Cutrignelli, davanti a sé Gustavigno, Cutrignelli cerca una soluzione, ritorna su Di Benedetto in fase di impostazione, Di Benedetto prova a saltare l'avversario ma non riesce, Cutrignelli poi a mantenere il possesso per la propria squadra. Cutrignelli, Di Benedetto, centrale per Tanche, spera la porta, Tanche suolata per Di Benedetto, ancora mantiene il possesso il Giovinazzo, traffico davanti alla porta di Lombardo, ne esce il Soverato in qualche maniera, ma ancora il Giovinazzo a recuperare il possesso, si riparte dietro con Piscitelli che mette calma per reimpostare, ancora Cutrignelli non si coordina per la conclusione, riesce solo a deviare la sfera tra le mani di Lombardo.
Errore da parte di Gustavigno e Cutrinielli non perdona. Destro che porta sull'8-0 il Giovinazzo, doppietta anche per lui. 46 secondi al termine della prima frazione, Giovinazzo si porta sull'8-0, Cutrinielli doppietta anche per lui oltre a quella di Di Benedetto. Oltre ai gol di Fanfulla, anche di Vanei, Di Benedetto e Di Fonso. Di Capua, ultimi 30 secondi da giocare per questa prima frazione. Piescitelli, serve Di Benedetto, finta di servire Tanche, ancora Di Benedetto, si accentra, centralmente ancora per Tanche, prova a girarsi il sinistro, traversa piena da parte di Tanche. 15 secondi al termine, Cutrinielli attende probabilmente il fischio da parte dell'arbitro per questa prima frazione. Ricordiamo 8-0 per il Giovinazzo, tutto facile finora. Si conclude il primo tempo, si va negli spogliatoi.
Si ritorna in campo per il secondo tempo di Giovinazzo Soverato. Un 8-0 che dice tutto di questa gara. Non c'è tanto da raccontare se non che il Giovinazzo ha dominato finora in campo. A segno Fanfulla, 2 volte Di Benedetto, 2 Cutrignelli, Di Vanei, Di Benedetto e Di Fonso. A ripartire il Soverato. Ci prova con il power play, con il portiere di movimento. Ha inserito Pronesti come portiere di movimento, cercando di scardinare un po' il risultato. Gustavigno in possesso. Pestic mantiene il possesso guardando i propri compagni, ma tutto fermo, non c'è movimento, quindi è costretto a ritornare su Gustavigno. Ancora Pestic. Attende anche il Giovinazzo con il pressing, poi Gustavigno ancora, Abate di prima, sponda su Pestic, riesce a liberare per qualche metro, ma Pestic non ne approfitta e riparte ancora da Gustavigno. Mantiene il possesso il Soverato. Ancora Gustavigno. Cerca Abate, anticipo perfetto da parte di Rotunno che prova la conclusione a porta sguarnita, ma sfera che finisce al lato. Questa volta alza il pressing subito il Giovinazzo. Abate, riesce a servire Pestic che a pochi passi dalla propria porta rischia sul pressing da parte di Marolla. Corner per il Giovinazzo. Fanfulla suolata dietro per Greco che prova la conclusione, ma la palla aveva già superato la linea di faro laterale. E quindi riparte il Soverato, dove rientra in campo ancora Pronesti con il power play. Abate. Gustavigno avanza qualche metro in maniera blanda, sperando in qualche soluzione con i propri compagni. Pestic, un po' di campo libero, ritorna ancora su Gustavigno. Pestic ancora. Banda opposta su Pronesti. Si ritorna ancora dietro per Gustavigno. Poi è Marolla che non riesce a recuperare il possesso della sfera, che rimane per il Soverato. Gustavigno, Pestic prova a guadagnare qualche metro, serve il proprio compagno che cerca di mettere al centro, ma deviazione da parte di Greco ed è corner per il Soverato. Sarà lo cannistra a battere. C'è a servire dietro per Pestic. Ancora Gustavigno. Pronesti, Gustavigno ancora. Cerca di guadagnare qualche metro. Poi ancora Pestic sulla sfera. Prova la conclusione di Mancino. Palla al lato. Di Capua. Prova a lanciare lungo per il proprio compagno su Rotunno, ma controllo non semplice per lui. Non riesce a mantenere la sfera in campo e quindi riparte ancora il Soverato. Ritmi blandi ovviamente per questa seconda parte. Un risultato che la dice tutta, un 8-0. Sembra infine a questo momento una partita chiaramente dove il Giovinazzo non vuole infierire. Dall'altro un Soverato che non ha soluzioni. Adesso ci prova con Gustavigno che, portandosi in avanti, subisce fallo da Fanfulla e sarà calcio di punizione dal dischetto dal dischetto del tiro libero. Proverà Pronesti a concludere nell'attesa che si rialzi il proprio compagno, anzi si allontana Pronesti. Due in barriera per Di Capua, probabilmente poi si staccherà Fanfulla e così è, andando a coprire il primo palo. Gustavigno, serve Pestic, sinistro da dimenticare per lui. Ancora Di Capua, prova a far ripartire i suoi con un lancio lungo, cercare Fanfulla,
manca l'impatto con la sfera sia Fanfulla che Lombardo. Sfera che finisce a fondo campo. Abate riesce a guadagnare qualche metro a tu per tu con Greco, poi il rimpallo che non è favorevole per il Soverato, anzi sì, sarà corner. Si è preso a battere Abate che alza per Gustavigno, riesce a servire Pestic sulla banda destra, ritorna ancora su Gustavigno, prova la sua lata Abate per liberare Pronesti. Non si capiscono i due, quindi a ripartire sarà il Giovinazzo con Rotunno che poggia dietro per Greco. Di Fonso, ancora Greco. Ovviamente Menini dà minutaggio ai ragazzi. Triangolazione perfetto con Rotunno che non riesce però a concludere. Lombardo cerca di lanciare Abate subito in avanti. Ottimo Greco in fase di copertura ad anticipare Canistra, scusate. Pestic, Gustavigno, ancora Pestic, sempre i due a scambiare sulla metà campo. Poi capisce tutto Marolla che incredibilmente non trova lo specchio della porta. Si scusa Pestic con i propri compagni per l'errore in fase di impostazione. Trascorsi i primi 4 minuti di gioco, risultato fermo sull'8-0, risultato acquisito già nella prima frazione. Rallenta di molto il Giovinazzo dopo un primo tempo dove c'è stata una continua transizione offensiva che l'ha portato a questo vantaggio di ben 8 lunghezze sul Soverato. Divanei trova Tanche, prova Marolla, un'incursione centrale ma chiude bene la difesa del Soverato. Poi è Di Fonso a toccare con la punta su Divanei, ancora Di Fonso riesce a liberare Marolla, poi Divanei finta suolata ancora per Di Benedetto e palla poi che arriva su Marolla, ma Lombardo è riuscito a salvare sulla linea di porta e quindi non c'è la rete per il Giovinazzo. Riparte il Soverato, Abate prestato 1-2, viene chiuso ancora Divanei, prova il mancino, palo pieno per lui. Ancora Di Fonso, c'è un po' di pasticcio anche nel cambio del power play. Riparte subito ancora Tanche, finta il mancino, poi prova ancora Marolla che colpisce male la sfera ma riesce a trovare comunque il corner. Ancora Marolla dietro per Tanche, finta il tiro, si accentra, prova il destro, palla sulla destra di Lombardo. Ancora nulla di fatto per il Giovinazzo in questo secondo tempo. Trascorsi 5 minuti di gioco, Gustavigno sulla sfera, centralmente per Pestic, pressato da Tanche. Lombardo prova a lanciare in avanti Abate, Divanei lascia scorrere. Rientra in campo Cutrignelli, Di Fonso davanti a sé Abate, scarica su Divanei che scambia ancora con Di Fonso, banda sinistra Cutrignelli, guadagna qualche metro, davanti a sé Gustavigno, si accentra. Centralmente ancora per Di Fonso, scarica su Divanei, palla al centro, anticipa tutto Gustavigno, Abate fa ripartire Pestic, ancora Abate a tu per tu con Di Capua, Abate prova con la sola ma ottimo intervento da parte di Capua che lo ferma e lancia subito Cutrignelli in avanti. Cutrignelli palla al centro per Di Fonso, chiusura da parte di Canistra. Occasione Soverato e ripartenza immediata in transizione offensiva da parte del Giovinazzo. Ancora Tanche, prova il mancino, respinge Lombardo. Cutrignelli, ancora Tanche, velo per Divanei, scarica su Di Fonso, palla altissima. Adesso con il risultato acquisito diventa stimolante poter chiaramente aumentare quelli che possono essere i gol da parte di Tanche e Di Benedetto, che hanno volontà chiaramente di scalare la classifica marcatori. Prova Tanche a servire Di Fonso, troppo lungo questa chiusura di triangolazione. Lombardo, Pestic, rimpallo su Cutrignelli.
Ancora Pestic, dietro per Gustavigno, prova ad alzare per Abate, in anticipo di Fonso, serve Tanche, spara la porta, riesce a girarsi, serve Cutrinielli, chiude con Tanche che però non arriva sulla sfera, troppo lunga per lui. Partita di movimento ancora per il Soverato, cerca qualche soluzione Gustavigno, chiede ai suoi di salire, poi serve centralmente Pestic su Abate che manca però l'aggancio, quindi possesso Giovinazzo, Tanche, Divanei, Di Fonso sulla banda destra, davanti a sé Pestic, Di Fonso scarica su Divanei ancora, riesce a girarsi, prova a servire Di Fonso, ancora Di Fonso tu per tu con Lombardo, pallonetto, palla sulla traversata, anche anticipato miracolosamente da Abate, occasione mancata dal Giovinazzo, un po' la traversa di Di Fonso, Tanche non è riuscito a ribadire in rete, ma ancora in fase offensiva Di Fonso, destro per Divanei che deve solamente appoggiarla in porta ed è 9-0 Giovinazzo, doppietta anche per lui. Si sblocca il secondo tempo del Giovinazzo dopo l'8-0 del primo tempo, prima rete in questa seconda frazione. Divanei a portare appunto sul 9-0 i biancoverdi. Divanei in fase di copertura della sfera, prova direttamente in rete visto che Lombardo chiedeva rientrava in porta dopo il cambio con Pronesti da power play. Ha rischiato molto ancora il Soverato. Pestic è chiuso, riesce a servire Gustavigno, pressato da Divanei che cerca e trova un rimpallo. Lombardo fa ripartire ancora Pestic, pressing che rimane alto da parte del Giovinazzo. Pestic riesce a servire centralmente Abate che prova a proporsi davanti, Di Fonso recupera ottimamente la sfera, serve Tanche il sinistro, risposta da parte di Lombardo con parata bassa con il proprio mancino. Divanei prova a servire in avanti, una verticalizzazione per Di Fonso che non raccoglie. Trascorsi 8 minuti di gioco in questa seconda frazione, risultato 9-0, la dice tutta su questo incontro. Andando a spiare un po' i risultati che ci sono da Sulmona Lazio, Sulmona in vantaggio per 2-0, questo vuol dire che da parte del Giovinazzo scavalca, quindi la Lazio in questo momento in classifica, si porta in quarta posizione in piena zona playoff. Intanto a Di Fonso in transizione offensiva, Di Fonso riesce a saltare Abate, si accentra, poi costretto a tornare indietro ancora su Tanche che finta il tiro, di suola si porta avanti la sfera, alza cercando di servire Divanei, ma c'è l'intervento in anticipo da parte di Abate che lotta con Divanei e difende benissimo la sfera e poi con grande esperienza trova lo spazio per far ripartire la propria squadra. Tanche in fase centrale, ferma la sfera, finta il tiro, serve Di Fonso, si accentra, palla poi che non viene raccolta da nessun compagno. Lombardo prova a lanciare subito Abate, anticipo perfetto in posizione di Capua. Ancora Tanche, verticalizza per Cutrinielli che raccoglie il passaggio ma è costretto ad allontanarsi dall'area offensiva, poi trova un ottimo passaggio per Tanche, cerca di girarsi ma si porta la sfera oltre la linea bianca. Sarà possesso Soverato con Pestic. Gustavigno, ancora Pestic, a qualche metro a disposizione ma preferisce rientrare ancora dietro per Gustavigno. Abate fermato da Di Fonso, la porta è sguarnita, Di Fonso, ma Gustavigno riesce a fermarlo e vince anche il rimpallo mantenendo il possesso del pallone. Rimane ancora con il power play in campo il Soverato. Abate, Gustavigno, Di Fonso riesce ad approfittarne a servire, Tanche che calcia in porta e si oppone ancora Pestic, non riesce a trovare la rete. Tanche respinge sempre il muro difensivo del Soverato. Di Fonso, Cutrinielli, banda sinistra Piscitelli, tu per tu con Gustavigno,
Di Fonso, verticalizzazione perfetta per Piscitelli che poggia in rete il gol del 10-0 Giovinazzo. Piscitelli che festeggia indicando nel pubblico con il pallone sotto la maglia, a indicarne quindi la dedica per il futuro nascituro. Intanto time out richiesto dal Soverato. Termina il time out richiesto dal Soverato. È andata via la terza frazione di gioco, 10 minuti effettivi ancora da giocare, risultato 10-0. Intanto, andando a consultare gli altri risultati, c'è un ulteriore clamoroso risultato. L'Itria è andata a pareggiare nel derby con il Taranto per 2-2, quindi oltre all'Italpol che ha battuto il Benevento ieri nell'anticipo per 3-2, anche l'Itria riesce a conquistare un punto nel campo del Taranto. In questo momento il Giovinazzo è in terza posizione in classifica, quindi un girone di ritorno pazzesco del Giovinazzo che sembra ormai aver acquisito il quinto risultato consecutivo con la partita di oggi. Squadra in grande forma. Piscitelli guadagna qualche metro, poi scarica sulla banda sinistra per Di Benedetto. Marolla, prova Di Benedetto a servire, benissimo Piscitelli che la alza, palombella troppo alta per Fanfulla, e Lombardi che se ne impossessa. Pestic abate, Pestic prova a saltare Fanfulla ma non riesce a portarsi in avanti, e quindi sarà ancora il Giovinazzo in transizione offensiva con Marolla che poggia per Piscitelli. Non ci arriva Fanfulla, prima di lui Lombardo, la devia in faro laterale nella banda opposta. Di Benedetto chiama lo schema, alza sul secondo palo, non viene raccolto da Piscitelli in quanto troppo lungo per lui il passaggio di Benedetto. Ancora power play. Adesso prova ancora il Soverato a cercare almeno il gol della bandiera, ma ritmi ovviamente calati di molto da entrambe le squadre, su un risultato davvero dilagante. Pestic pressato da Fanfulla, perde il possesso. Marolla alza su Di Benedetto, stop elegante da parte sua. Piscitelli, ancora Di Benedetto. Di Benedetto a impostare, rotazione da parte dei compagni, danno soluzione su Piscitelli, poi Marolla sulla banda sinistra, si accentra Marolla, ha spazio per il tiro, preferisce rientrare su Fanfulla. Suolata per Piscitelli, giro palla adesso del Giovinazzo. Di Benedetto, Piscitelli, ancora Di Benedetto, guadagna qualche metro, scambio vicino per Fanfulla, pressato da Pestic, torna su Piscitelli che cerca la verticalizzazione per Marolla, in anticipo Gustavigno. Pestic, Gustavigno riesce a servire Abate, Pronessi sul secondo palo ma interviene Piscitelli in chiusura.
Marolla aveva lasciato scoperta la propria marcatura. Corner battuto, Pestic, Gustavigno, ancora Pestic, ritorna su Gustavigno, Abate, prova centralmente, poi Di Benedetto prova a calciare alla porta sguarnita, ma Gustavigno si interpone, cerca la giocata in estremine, riparte Di Benedetto, tunnel su Pestic, Di Benedetto prova la conclusione, palo esterno per lui, in porta era rimasto Gustavigno come ultimo ed estremo giocatore del Soverato. Ancora Gustavigno, pressato da Fanfulla che guadagna il corner, anzi no, un rimpallo sfavorevole per lui, quindi sarà il Soverato a riprendere il gioco con Lombardo per Pestic, cerca un lancio per Abate, imprendibile per il proprio compagno. 6 minuti e 49 ancora da giocare, il risultato 10-0, alla luce di 3 doppiette, quelle di Di Benedetto, Cutrignelli e Divanei. Hanno partecipato anche Fanfulla, Defonso e Di Benedetto, ancora proprio lui Di Benedetto, vince un rimpallo ma poi viene chiuso dalla difesa del Soverato. Di Benedetto fa ripartire i suoi con Piscitelli dalla banda destra, centrale, ancora Di Benedetto, scambiano i due, Piscitelli cerca Fanfulla, capisce tutto Abate, ma riesce poi in qualche maniera a divincolarsi. Abate, chiuso benissimo da Di Benedetto. Di Benedetto punta Gustavigno, finta il tiro, si porta la sfera sul mancino, calcia ma colpisce il muro, ancora Soverato. Abate cerca una finta su Fanfulla, un doppio passo che non gli riesce completamente, quindi sfera che finisce fuori. Di capo a far ripartire Piscitelli. 6 minuti di gioco, chiede calma Piscitelli alla propria squadra su un risultato largamente acquisito. Marolla, Di Benedetto, Fanfulla, spalle alla porta, chiude bene Pestic, non riesce ad agganciarla Sia. Di Benedetto la alza lì dove però c'è Abate a intervenire. Pestic, Di Benedetto prova la conclusione, respinta da Minella. Marolla riprende il gioco, scambiando dietro per Greco. Di Benedetto sulla banda destra, tu per tu con Gustavigno. Di Benedetto lo punta, poi serve ancora Greco, conclusione respinta da Lombardo. 5 minuti ancora da giocare. Greco cerca Fanfulla, anticipo perfetto da parte di Gustavigno che la alza su Abate, chiuso perfettamente da Marolla. Fanfulla dietro per Greco, 3K anche Cutrignelli proprio in questo momento in possesso di palla. Greco si parte in avanti lasciando lo spazio a Di Benedetto che riceve in questo momento Marolla. Di Benedetto, rotazione adesso da parte del Giovinazzo che mantiene un ottimo possesso di palla. Marolla, Fanfulla, Di Benedetto, Marolla in fase centrale, ancora rotazione adesso con Cutrignelli. Di Benedetto rientra ancora su Cutrignelli, belle trame da parte del Giovinazzo ma proprio in questo momento errore da parte di Marolla in fase di impostazione. Non si è inteso con Greco che in realtà si stava proponendo in avanti cercando di ricevere una verticalizzazione, invece Marolla preferiva ancora far girare palla. Ed è Pestic a cercare una soluzione adesso per il Soverato. Gustavigno, ancora Pestic, scorre il tempo, siamo a 3 minuti e 40 al termine. Gustavigno prova una verticalizzazione per Abate e per un attimo ha avuto l'occasione di poter calciare ma
colpisce male la sfera e finisce facilmente fuori. Chiaramente c'è un calo di attenzioni anche in fase difensiva del Giovinazzo, visto il risultato largamente acquisito di 10-0. E Greco anticipato da Gustavigno sulla banda destra. Sarà corner. Di Benedetto, conclusione forte, ma sull'esterno della rete. Lombardo poggia subito per Gustavigno, sbaglia tutto Abate, non si capisce con Minella. Rotunno, banda destra, cerca e trova Di Benedetto, Cutrignelli, giro palla perfetto da Greco a Di Benedetto, anticipo da parte del centrale soveratese. Prova Di Benedetto a mantenerla in campo, chiede calma al proprio compagno Greco di non velocizzare le giocate. Gustavigno, ottima incursione da parte di Gustavigno, salta due avversari. Gustavigno parla al centro per Abate, conclusione fuori. Occasione per il Soverato a 2 minuti e 40 dal termine. Provato Gustavigno saltando due avversari, ha poi liberato il proprio compagno, tu per tu con Di Capo, ha calciato fuori. Rotunno, suolata per Greco, scambia con Cutrignelli. Di Benedetto, ancora Cutrignelli, finta il tiro, scambia vicino con Di Benedetto, ma interviene ancora la difesa soveratese. Riparte però il Giovinazzo. Rotunno, Cutrignelli ancora, alza per Fanfulla, uscita provvidenziale da parte di Lombardo che riesce a difendere la propria porta. Cutrignelli ancora, Greco, Rotunno, Greco chiede ai compagni di entrare nell'area e ci pensa poi Di Benedetto a girarsi, a concludere a rete, ma Lombardo ancora una volta con la punta del piede riesce a deviare in corner. Cutrignelli la alza ancora per Di Benedetto che prova la conclusione sulla traiettoria, ben appostato Abate, ancora lui su Cutrignelli che recupera un ottimo pallone, si accentra Cutrignelli il sinistro, ancora Lombardo ad opporsi. Di Benedetto, stop di petto, calcia ancora una volta Lombardo in parata bassa, lotta ancora Di Benedetto per il recupero della sfera. Gustavino poi prova a portarsi in avanti, ci pensa Greco a chiuderlo, come facile da poter pensare. Ovviamente il migliore in campo per il Soverato è il proprio portiere, nonostante le 10 reti subite, ma ha rischiato davvero di poter far diventare ancora più largo il punteggio a favore del Giovinazzo, ma si è opposto molto bene in tante conclusioni. Spicca invece la prestazione corale del Giovinazzo, di carattere, di personalità. Ha gestito sempre in maniera facile per tutta la partita. Di Fonso riesce a saltare per un attimo, poi Cutrignelli prova il colpo di tacco Tanche per un Eurogol che non li riesce. Ancora Di Fonso, doppio pallonetto e palla sulla traversa. Ottima giocata da parte di Fonso che ha provato a fare un gol spettacolare, ma si è opposto ancora una volta alla traversa. 46 secondi al termine dell'incontro, ormai partita sin dal primo tempo abbastanza indirizzata. Greco scambia perfettamente con Di Fonso, prova a ripartire il Soverato con Menniti che riesce a servire Gustavigno che verticalizza sulla banda destra, ma è Tanca a intervenire, 3 contro 1. Di Fonso serve Cutrignelli, ancora Di Fonso, il mancino e ancora una volta Lombardo dice no per il gol del Giovinazzo. Poi prova ancora Greco la conclusione, colpisce sulla testa di Pisano e sarà corner a 19 secondi dal termine. Di Fonso andrà alla battuta del corner. Greco prova con la punta a colpire a rete, ma deviazione ancora dalla difesa del Soverato, riparte in un calcio d'angolo. Di Fonso, ancora Greco, di prima su Cutrignelli,
cerca ancora Di Fonso, finta la suonata, prova il sinistro, respinge, poi Cutrignelli la piazza a 9 secondi dal termine per l'11-0. Giovinazzo, tripletta per Cutrignelli. Decima rete per lui in campionato. 8 secondi al termine. Ovviamente lascia la palla a Gustavino, lascia scorrere il tempo per una partita a senso unico. L'ha dominata dall'inizio alla fine il Giovinazzo, Soverato completamente surclassato da grande personalità e tecnica da parte del Giovinazzo. E dal Palapanzini Giovinazzo Soverato 11-0. È tutto dal Palapanzini, una buona serata a tutti voi.